Abbiamo, diciamo, svuotato quasi 350-400 persone che erano addette qui all'interno della nostra fitta e copiosa area industriale. Ad oggi, adesso l'allarme sta rientrando, il raggio di attenzionamento è richiuso a 50 metri dalla Bugincarni, quindi alcuni dipendenti, alcune aziende stanno già riaprendo. Attorno alle 13 la situazione della zona industriale di Santa Maria di Sala sta tornando lentamente alla normalità e il sindaco Alessandro Arpi, eletto da meno di una settimana, può tirare un sospiro di sollievo. Ma fino a qualche ora prima l'atmosfera era tutt'altro che tranquilla. L'allarme scatta alle 7 meno un quarto, un forte odore di ammoniaca si diffonde per via delle industrie. La fuoriuscita arriva dall'impianto di refrigerazione di un'azienda che lavora carne. Abbiamo contingentato l'area di 350 metri di raggio intorno all'azienda, che sostanzialmente coinvolge le aziende del territorio salese, quindi l'area industriale. Abbiamo chiuso il traffico via delle industrie e comunque contestualmente anche avvisato i cittadini di via Stradona, che sono prospicienti alla zona industriale, di rimanere chiusi in casa con le serrande chiuse. L'area si riempie di vigili del fuoco che, assieme ai tecnici della manutenzione dell'impianto e al nucleo NBCR, nucleare biologico chimico radiologico, hanno chiuso le valvole dell'impianto e messo in sicurezza la struttura. Il raggio della zona attorno alla Bugincarni, presidiata da carabinieri e polizia locale con l'ausilio della protezione civile, si riduce da 350 a 50 metri. Devo dire che comunque la rete di collaborazione con le forze dell'ordine, i nostri vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale ha gestito al meglio l'emergenza e devo dire grazie, perché è stata una prima prova importante che ci ha dato anche l'opportunità di rispolverare i contatti e aggiornare anche gli enti preposti con i riferimenti della nuova amministrazione e quindi anche del sottoscritto.